Accoltellati da un gruppo di stranieri per essere intervenuti per fermare una lite, due 23enni di Casalserugo sono finiti in ospedale con profonde ferite alla gamba e alla schiena dopo l'aggressione avvenuta in un bar del loro paese. L'episodio di violenza è stato raccontato dalla consigliera regionale Elisa Venturini, ex sindaca di Casalserugo. La dinamica dei fatti: al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, ma a quanto pare i due ventenni sono stati colpiti con una grossa lama da tre nordafricani che poi si sono dileguati. Sono stata avvisata dai genitori ed esprimo vicinanza ai ragazzi e anche a loro per quanto è successo. E dico, chi commette atti di tale violenza, chi accoltella, è un delinquente che deve essere perseguito. E queste bande, queste baby gang che girano sul territorio devono essere fermate perché sono bande di delinquenti. Le due vittime sono state medicate in ospedale e poi dimesse con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri stanno cercando di individuare il gruppo di aggressori anche grazie alle telecamere di sorveglianza cittadine.